Sulle dimissioni di Roberto Albergoni, direttore generale della Fondazione Agrigento 2025, interviene oggi l'ex sindaco di Agrigento Calogero Firetto e attuale consigliere comunale, affermando come azzerare la fondazione subito. Crearla è stato un errore strategico, ma tant'è inutile dire l'avevamo detto. Le responsabilità sono in capo all'amministrazione comunale, ma anche su chi ha atteso nella consapevolezza del rischio potenziale e solo per ragioni contrattuali ha dovuto assecondare il percorso. L'onda che ricade su Agrigento ha nomi e cognomi, la città non può restare a guardare dinanzi alla vergogna, allo scempio, alla totale assenza di sostanza e di serietà per il ruolo che sono stati chiamati a rivestire. Sulle dimissioni di Albergoni scrive pure Carmelo Greco, componente della direzione regionale del Partito Democratico Siciliano, affermando che Agrigento avrebbe dovuto rappresentare il riscatto della Sicilia, una capitale italiana della cultura capace di rilanciare l'economia e il turismo e l'immagine dell'intera regione. Invece, sotto gli occhi di tutti, il fallimento clamoroso di questa amministrazione, sciatteria, incapacità gestionale, assenza di una visione culturale e strategica, una città abbandonata a se stessa, un'occasione storica gettata al vento. Il sindaco Miccichè si dimetta, il presidente della regione Schifani si assuma le sue colpe, il fallimento di Agrigento è il fallimento della Sicilia intera. Ora serve un intervento deciso del Ministero della Cultura per commissariare la gestione e provare a salvare il salvabile. Su Agrigento 20 e 25 è intervenuto il presidente della regione Schifani, ribadendo la piena fiducia al presidente della Fondazione Agrigento Capitale della Cultura 2025, l'ex prefetto Maria Teresa Cucinotta. Sin dal suo insediamento ha lavorato con determinazione per rimettere in carreggiata una struttura che fino ad oggi ha accumulato ritardi nell'attuazione del programma. Schifani continua dicendo: sono certo che la Cucinotta proseguirà con impegno nel percorso già avviato, mettendo in ordine nel disordine trovato e garantendo l'efficace realizzazione degli obiettivi prefissati. Confido, continua Schifani, nelle sue capacità di individuare le risorse umane più idonee per affrontare al meglio le sfide che l'attendono per assicurare il successo di un evento di fondamentale importanza per la Sicilia e per tutto il Paese. Avanti con determinazione e concretezza per dare ad Agrigento il ruolo che merita sulla scena culturale nazionale e internazionale. Intanto sulle dimissioni di Albergoni abbiamo sentito il parere del primo cittadino Miccichè. Quindi cosa aspettava queste dimissioni di Albergoni? No, non me l'aspettavo, però per motivi personali lui ha voluto dare dimissioni, però essendo una persona molto intelligente, molto colta, amante anche del progetto della nostra città, ha pianificato tutto e comunque sarà a disposizione anche per qualsiasi cosa noi potremmo avere bisogno. Ripeto, tutto continuerà come se nulla fosse. Ma molti si chiedono, anche la stampa nazionale, dopo Minio anche Albergoni, cosa sta succedendo all'interno della fondazione? Qual è il vulnus di queste cose che succedono? No, non c'è niente, sono delle scelte personali che rispetto. Chi sarà il sostituto? No, ancora non si sa. Stiamo lavorando assieme al presidente dell'eccellenza Cucinotta per trovare anche un'altra persona degna, diciamo, di questo incarico. E così si vocifera in una sua intervista a Repubblica che lui si sia dimesso perché il nuovo presidente voleva nominare un nuovo esperto? No, assolutamente non è vero. Assolutamente.